essere qua a filmare questa grande manifestazione di protesta contro le centrali a biomasse. La salute, il mantenimento della salute non è di destra e non di sinistra, ma di tutti i cittadini, sia di destra che di sinistra, e non accettiamo provocazioni da nessuno. Batterie. Noi sull'argomento abbiamo in corso delle azioni legali, ribadiamo con forza che siamo contrari al proliferare di queste iniziative che producono, a nostro avviso, un danno all'ambiente, al territorio e alla salute. Io credo che dovremmo fare uno sforzo comune, questo sì, perché è grave e assolutamente inconcepibile che da 4 anni, forse di più, noi chiediamo un piano energetico regionale e questo tutto il Consiglio non riesca a votarlo. È un fatto grave perché non si fa chiarezza su dove stanno le responsabilità, chi sono gli interlocutori, con chi dobbiamo discutere. Quindi io ho già avuto modo nell'incontrare i comitati che è opportuno che a breve una delegazione venga costituita per andare in regione e chiedere con forza, con determinazione, la votazione del piano energetico regionale, perché altrimenti si corre il rischio del cabotaggio da un comune contro l'altro, da una comunità contro l'altra, senza trovare poi l'interlocutore giusto per poter far capire che queste cose non possono più durare e continuare così. Siamo nel 2012, non possiamo più
vivere impotenti rispetto a una situazione che ci crea notevoli problemi. Grazie della manifestazione e l'amministrazione comunale è vicina e disponibile con voi a trovare le strade possibili per evitare che questo possa continuare. Grazie.